insomma, l'evento che tutti stiamo aspettando è chiaramente Milano Cortina 2026. Un evento così massiccio, possiamo dire. Come si inquadra l'identità locale, regionale? Può essere un'occasione per esaltarla oppure invece per cercare nuove, più profonde collaborazioni? Cosa ne pensa? Beh, innanzitutto bisogna ricordare una cosa, che queste sono le prime Olimpiadi nella storia che sono state proposte, promosse, volute e ottenute da alcune regioni, Veneto, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano e comuni di Cortina e di Milano. Quindi è una Olimpiadi che nasce veramente dal territorio, dalle comunità. Se abbiamo ricostruito un po' il vecchio Lombardo-Veneto, è un risultato straordinario mondiale che vedrà le nostre montagne protagoniste dinanzi al mondo dello sport, di tutti gli sport invernali, porteranno grandi investimenti in infrastrutture, porteranno visibilità, promozione turistica, porteranno una crescita generale della nostra comunità in termini di promozione ma anche di PIL, si parla di 1,5 punti in più e quindi per noi è un'opportunità da non perdere, una sfida che abbiamo vinto ma su cui vogliamo continuare ad andare avanti. Abbiamo già ottenuto le Olimpiadi invernali giovanili per il 2028 proprio tra la Lombardia e il Veneto. Quindi per noi il fatto di sposare lo sport come veicolo di crescita e di promozione del territorio attraverso grandi manifestazioni e anche attraverso i valori profondi che incarna lo sport e che vogliamo trasmettere a tutta la nostra comunità, in particolare ai giovani, rappresenta uno dei punti strategici di ogni nostra azione amministrativa. Grazie mille.